Salve a tutti, bentrovati nella settimana di Qui Sicilia, trasmissione settimanale a cura del laboratorio politico Alba Siciliana, con chi vi parla è l'amico Salvatore Ginaprelli. Salve. Salvatore, l'hai visto? L'altra volta dicevi che non succedono mai fatti importanti. Draghi ti ha sentito e anche per dare una mano al canale ha detto: combiniamo qualche cosa in quest'Italia così statica, così il nostro pubblico ha di che parlare e ci aiuta anche un pochino con i numeri dell'audience, voglio dire. Quindi abbiamo un debito di gratitudine verso nonno Mario. Secondo me è il solito teatrino che ci avviamo a un Dragut 2. E questo poi ci arriviamo se effettivamente è qualcosa di sostanziale oppure no. Ancora siamo in mezzo alle procelle, quindi non possiamo dire. Certo che però chi non riteneva possibile neanche questa come situazione di sommovimento invece ha dovuto riconoscere che le cose stanno così. Comunque ringraziamo nonno Mario per l'aiuto che ci dà movimentando la vita italiana, però gli diciamo pure: nonno Mario, non c'era bisogno, via, insomma si è scialato, devo dire, coinvolgendo anche l'altro nonno, quello del Quirinale, che meschinazzo, ora gli parte pure la caparra per la casa delle vacanze, cioè veramente è un sacrificio, è un continuo sacrificio quello a cui lo stiamo sottoponendo. Ma anch'io farei questi sacrifici a 40.000 euro al mese. Tu dici che la caparra ci può anche stare? Scusa, sei pagato per questo? Ah, sono i cosiddetti rischi del mestiere? La diaria copre anche queste difficoltà, insomma. Scusa, un muratore che gli parte un dito mentre sta lavorando a 1.200 euro al mese, quando li prende, vuoi mettere? È così. È dura la vita del presidente. Prima di tutto, come nostro costume, partire dalle vicenduole, dalle faccende della nostra isoletta. Nella scorsa settimana, insomma, qualche passo in avanti l'hanno fatto. È chiaro che si procede, si cammina in quel percorso un po' articolato, complesso dei confronti tra i vari gruppi, eccetera, che dovrebbero in qualche modo approdare alle geometrie elettorali delle prossime regionali. Tra l'altro c'è anche qualcuno che ha detto che a Roma anche quello si aspetta di vedere come vanno le regionali in Sicilia per poi fare altre considerazioni per la politica nazionale. Ora, io in questo caso credo che però gli avvenimenti più freschi, appunto, questa crisi del governo Draghi, forse è lei che invece potrebbe andare a creare qualche conseguenza sulla sfida, appunto, che riguarderà la Sicilia in autunno, più che altro perché se dovesse comportare un cambiamento nei contenuti della maggioranza, nella composizione della maggioranza, a quello cambia le alleanze anche a livello regionale, in teoria, soprattutto per quello che concerne una tenuta o una rinnovata ragion d'essere del Movimento 5 Stelle, che forse solo ora, dopo molti mesi, insomma,
nella componente appunto rimasta con la guida di Conte, sta mostrando un minimo di tentativo di ragion d'essere, cioè di dire sono qui per un qualche motivo, per distinguermi su qualcosa, mettiamola così, rispetto al totale adeguamento e omologazione in quella che è stata fino a ieri la maggioranza del governo, dove non si potevano più distinguere le varie componenti. Tra l'altro, se ci hai fatto caso, questo lo mettiamo in mezzo tanto per collegare le due dimensioni. Quello che io ho sentito di più è stato il commento vivace, diciamo, di Renzi, che si è particolarmente rivolto contro Conte, come se fosse un irresponsabile, uno che in questa fase proprio noi non ce lo potevamo permettere di trovarci senza un esecutivo sostanzialmente, e dice che le motivazioni sono state di tipo narcisistico perché Conte voleva riaffermare se stesso, insomma un piano totalmente così di interesse personale. Ma Renzi invece, appunto, ponendosi in questa chiave del sostenitore a spada tratta dell'esperienza di Draghi, la cosa più chiara che ha espresso come problematiche e conseguenze di questa crisi è che il destino dell'Italia non dipende dalle sue scelte in senso diretto, per cui fai una cosa giusta, vai avanti, fai politiche sbagliate, ne paghi le conseguenze perché l'economia non va. No, c'è una triangolazione che lui ha perfettamente e sinceramente espresso, dicendo che il problema è che poi all'estero, cioè nei luoghi che contano, manco ti fanno entrare, come se arrivassi senza la cravatta, diciamo, e la nostra cravatta era Draghi. E quindi se non ti fanno entrare da nessuna parte e ti trattano come un povero reietto, è lì che poi paghi le conseguenze, perché quei soldi che ti avevano promesso non te li danno, si alza lo spread, insomma ti fai una cattiva nomina a livello planetario e quindi là so dolori. Però questo, come chiaramente fa capire a tutti noi, vuol dire che il metodo di giudizio è un metodo di giudizio qualitativo, o non so, comunque arbitrario e comunque collocato fuori dai confini italiani. Ma allora a me veniva da fare questa semplice domanda: se il metodo di giudizio sul destino dell'Italia e sulla sua credibilità, sul suo possibile essere presa in considerazione, eccetera, è fuori dall'Italia e dipende da questo qualcuno, esattamente il ruolo del popolo italiano elettore quale sarebbe? E di quelli che vengono eletti dal popolo italiano che ruolo avrebbero? Dello stesso Renzi in primis e dei suoi del gruppetto del suo partito, perché devono star lì a far finta di rappresentare un popolo sovrano? Se è lui per primo a dire che le decisioni vengono prese altrove, ci risparmiamo il suo stipendio, cortesemente questi decisori mandano qualcuno già preconfezionato che è di loro gradimento, così non facciamo tutta sta sceneggiata che io devo far finta di scegliere e l'altro dice no, sì, però non mi piace, allora questo, no, non mi piace, vabbè, dimmi tu quello che vuoi e facciamo prima, no? Cioè, in fondo, a questo livello di antisovranismo, che non saprei qual è il termine contrario giusto, si mette in discussione anche la propria ragione di esistere. Comandano fuori, hanno ragione fuori sanno fare le cose, fuori decidono se ci meritiamo i soldi oppure no. Vabbè, allora basta, il governo fuori è. Cioè, non so se si è reso conto il signor Renzi che stava scavando la fossa anche a se stesso nella sua utilità a livello nazionale. Questo poi è il cortocircuito che succede in certi ambiti troppo abituati a dire, come dicevi tu Salvatore, l'atlantismo e l'europeismo e l'atlantismo, e quindi l'Italia si può dissolvere in pratica. Tu hai sentito qualche altra interpretazione dei fatti? Hai sentito Renzi? Ti ha convinto? Sì, no, ha fatto, perché come dici tu, Renzi, però vedi, non è che si è dato la zappa nei piedi lui stesso, perché
a capirlo gli italiani. Il problema è questo, che non lo capiscono. Io però vedo una cassa di risonanza fra il piccolo, cioè quello che ha detto un politico siciliano che le decisioni in Sicilia non vengono prese in Sicilia, e praticamente quello che tutto sommato ha detto Renzi, che le decisioni per l'Italia non vengono prese in Italia. E questo è il discorso di colonie, e quindi come vogliamo dire che non c'è più sovranità. Cioè Draghi viene accettato perché ha la cravatta, sì, perché ha la cravatta e nello stesso tempo ha il cappio del popolo italiano, cioè dello Stato italiano, è messo lì per svendere. Cioè, ma di che cosa stiamo parlando? È sempre la solita scenografia. Conti, se proprio voleva togliere la fiducia, non ha partecipato, ritirava pure, come ha fatto Renzi all'epoca, ritirava pure i ministri. È solo che lì ha fatto scena nel tentativo di ritrovare una santità che è quasi impossibile che la ritrovi, a meno che il popolo italiano beone, giusto, ci creda, per poi che cosa? Fra una settimana così volemmoci tutti quanti bene, perché sarà così, oppure si farà la staffetta con qualche altro gruppo e allora dismette l'abito di governo e si mette l'abito dell'opposizione, non si viene a capo di niente, perché poi vedi questa regia, ma come fallo apposta, si dimette Draghi, lo spread schizza, cioè manco c'è da avere fiducia se stanno dando i numeri veri, ma chi ci crede più? Poi tutti questi strateghi che dovevano fare, dobbiamo fare le sanzioni alla Russia così perché ora fra un mese, fra una settimana cade, ma quelli che l'abbiamo presa in saccoccia siamo noi, manovrati anche da un puparo lì, l'ucraino là che deve cambiare lo spacciatore e per giunta pretende, fa e dice. La Germania per prima si è fatto mandare dal Canada la turbina per Nord Stream, cioè ha detto mandaglielo in Russia, anche se poi la Russia non glielo sta mandando lo stesso. Cioè voglio dire, ma in mano di chi siamo? A tutti i livelli. Ma non pensi che il fatto di dire come se fosse una rigidità utile al sistema, no, assolutamente, dopo Draghi c'è solo Draghi e assolutamente non siamo disposti a considerare nessun'altra alternativa, a me non sembra una solidità del sistema, perché in ogni caso gli uomini passano, cioè uno può anche avere un malore, una cosa, oppure può impazzire e andarsene in convento. Non puoi veramente affidare una situazione istituzionale ad una sola persona che non può che essere quella, per ammissione non di se stessa, che dice io mi sento Napoleone di turno, sono il duce, quindi io dico di essere insostituibile. No, sono gli altri che lo dicono, e in questo possono infilarsi in un vicolo cieco. Cioè, se veramente per un qualche motivo Draghi non fosse disponibile a continuare, che fanno? Questa è la domanda. Draghi è l'esecutore di ordini che vengono da fuori, quindi la sua disponibilità o meno dipende da quello che decidono. Il governo ha un programma di svendita di tutto quello che è economico dell'Italia, e quindi fin quando non si raggiunge questo non cambieranno personaggio, in attesa che cresca, che venga clonato un altro degno erede manipolabile, cioè comunque che faccia parte di questo potere. Siamo non sull'orlo del baratro, ma siamo dentro il baratro. È una sorta di buco nero che cade lì dentro e non sai quando finisce. Precipiti. Ora si dice che i buchi neri abbiano una forza di gravità tale che ti schiacciano, ma almeno schiacciassero subito e basta. Uno schiacciamento veloce. Non ti sembra che tutto sommato ci sia stata una sorta di drammatizzazione di cui io però non capisco a questo punto il fine, da parte di chi voleva dare un'idea di
forza, sicurezza, autorevolezza e invulnerabilità. Tutto sommato, numeri alla mano, è stato detto che anche con queste defezioni e via di seguito la maggioranza conservava comunque la possibilità di operare. Quindi su un piano strettamente tecnico il governo non era messo in difficoltà nella sua possibilità di esistere. E allora perché invece si è reagito così in maniera distruttiva da parte dello stesso Draghi? Perché ha preso e è andato al Quirinale? Poteva dire, ho perso qualche parlamentare, si va avanti, ciao. Secondo me sono tutte mosse strategiche. Il discorso che ho sempre detto, a loro quello che succede al popolo non gliene frega niente, sono tutte mosse strategiche per mantenere lo status quo, cioè i loro interessi. L'interesse sono i partiti, le fazioni e gli interessi che vengono imposti da altri. Quindi sono tutti giocherellini che magari, non lo so, gli ha fatto venire tremare un pochettino la sedia sotto a Conte, perché tu stai cercando di fare il furbo, ora io ti faccio spaventare perché se a questo momento, perché non gli conviene nemmeno a Conte, se vanno alle elezioni, ma solo proprio i coglioni vanno a votare i 5 Stelle. Vabbè, ma questo succederebbe comunque, Salvatore. L'unico modo per uscire dall'oblio per Conte è riconquistare un minimo di senso di esistenza, che è ciò che sta cercando di fare ora. Eh sì, però sì, il discorso che ti dicevo, una santità persa, ma ormai ti sei macchiato. Che cosa vuoi recuperare? Cosa vuoi recuperare? Che dovevi aprire la scatoletta e poi ti è piaciuto il tonno che c'è sta dentro e ti sei chiuso dentro la scatoletta. Ma non c'è una classe politica seria così. Siamo in mano allora, questi sono secondo me pupi che con marionette che ma manco teleguidate, cioè con i fili che manovra qualcuno e poi ci sono soltanto alcuni che devono fare i propri interessi delle lobby, eccetera. Che senso ha andare a votare? Che senso ha andare a votare se poi del mandato che il popolo dà se lo friggono? Cioè, che senso ha? Io però non ho capito che senso ha aprire una crisi di governo, tu dici solo per far paura a Conte. Ma sono giochetti che fanno tra di loro, non lo so. Ma il rischio c'è comunque, perché non sai poi se la riesci a chiudere. Se non la aprivi proprio era meglio. Ma è la stessa cavolata che ha fatto a suo tempo Salvini, che credendo di avere quei numeri alle europee dice ora esco dal governo, faccio cadere, andiamo alle elezioni e c'ho la maggioranza. È col cavolo che gli facevano fare le elezioni. Infatti. Vabbè, mi stai facendo l'esempio di una situazione nella quale le cose non sono andate come sperava chi ha prodotto sì. lo sfascio. Allora in questo caso... Per dirti che sono i rischi delle manovre, no? Benissimo. Allora in questo caso la manovra rischia di far naufragare questa continuità dell'esecutivo, che secondo il signor Renzi addirittura è l'unico vestito presentabile con cui possiamo dialogare con il mondo esterno, se no ci mettiamo il pellicciotto con la clava e andiamo in giro con i Flintstone. E quindi è ancora più importante, no? Perché ne va proprio la nostra immagine internazionale, quindi a maggior ragione butti tutta sta cosa nel cestino, dicendo tu stesso che alternative non ce ne sono, o Draghi. Ecco perché fossero arrabbiato. Anche se andassimo alle elezioni, sarà Draghi. No, ma ancora si parla della possibilità di ricucire, rimpastare, sì, eccetera. Sto facendo un'ipotesi, anche se... Ma sarà Draghi, scusa, in che senso? Si presenta con un partito? Chi è che lo...
Ma alla fine non lo so, siccome le maggioranze poi saranno striminzite, e allora si cercherà sempre il governo tecnico, il governo. Ma già ne parlano, già ne hanno parlato, anche dopo un Draghi 2, perché appunto la rappresentabilità dell'Italia, eccetera. Vabbè, lasciamolo maturare, tanto insomma, bene o male, noi ci muoviamo da una settimana all'altra, non dobbiamo rincorrere l'ultima notizia. Ci hanno fatto sta cortesia di fare un po' di casino in tempo per la trasmissione di questa settimana e noi ne prendiamo atto, diciamo, però effettivamente le situazioni devono un po' sedimentare, non c'è dubbio. Io volevo aggiungere alle nostre riflessioni che vanno man mano sommandosi e appunto costituendo un po' un piccolo patrimonio che condividiamo con chi ci ascolta e a cui facciamo riferimento. Nelle ultime occasioni ho parlato più di una volta delle organizzazioni politiche e in particolare di quelle che via via si sono presentate, si sono proposte come sintesi e casa del cambiamento in qualche modo, eccetera, eccetera. E rilevavo già nelle occasioni precedenti che purtroppo, dal mio punto di osservazione, nonostante io sia convinto della necessità profonda che ci sarebbe di una nuova, vista la fine delle precedenti, esperienza aggregativa e di rappresentanza di una parte dell'opinione pubblica che non si riconosce nelle forze politiche attuali, però alla prova dei fatti non riscontravo processi in atto che portassero nella giusta direzione. Ora, questo riguarda specificamente, visto che adesso è il fine settimana dell'annunciato congresso nazionale di Ancora Italia a Napoli, una dei tentativi, appunto, rispetto agli altri più solido, insomma, più determinato, che ha avuto anche la capacità di avvicinare a sé e rendere operativi alcuni parlamentari, quindi ponendo già una sua forma di esistenza dentro le istituzioni, quindi con questo impegno, con questa effettiva direzione di marcia. Però io devo dire, come al solito, che se nazionale vuol dire che porta a convergere tutte le componenti di una società e di un paese in una forma rappresentativa unica, bisogna che siano tali. Non ci può essere un punto della mappa geografica che è più significativo di un altro. Io non so come siano gli altri punti, in questo caso non si può parlare neanche di nordismo paraleghista, perché il presidente di Ancora Italia è della regione Calabria, quindi insomma il segretario credo che sia della Campania, per cui il sud è ben rappresentato in teoria, però in pratica per la Sicilia appunto in vista di questo appuntamento io non ho avuto sentore di qualche iniziativa di dire chi è che vuole andare a Napoli questi 2 giorni, organizziamo il pullman, insomma quelle varie modalità banalissime di facilitazione per l'obiettivo. Sembra quasi che non interessi realmente, mentre lo dicono tutti i giorni, che la partecipazione a questa cosa è importante, eccetera. Ma al di là dell'evento specifico, nella costruzione quotidiana di un radicamento, eccetera, come si fa? Si organizzano piccole cose, anche un semplice banchetto, un semplice gazebo può servire, perché quelli che passano, tu gli dici io esisto e voglio fare queste cose, ti interessa, non ti interessa? Iscriviti, vieni con noi, partecipa. Se non fai nulla di tutto questo, evidentemente non c'è questo desiderio reale di trovare persone che condividano quel tuo percorso. E in effetti in Sicilia non si sta vedendo assolutamente nulla di ciò. E questo è il dato di fatto visibile e tangibile a tutti, al quale io voglio aggiungere un elemento non visibile e per il quale mi rifaccio a dichiarazioni, diciamo, indiscrezioni che ho raccolto, per cui col beneficio di inventario, però se fosse vero si rafforza proprio questa sensazione che i meccanismi siano altri, ossia ritorniamo all'esperienza della Lega in Sicilia, che negli ultimi anni insomma ha avuto un percorso
particolarmente tormentato proprio per non volere mai concedere una dimensione di autonomia rappresentativa, e quindi sempre schiacciando, censurando, epurando e sostituendo con cose fasulle, con cose superficiali, per voler sempre comunque dimostrare che la Lega c'era, che aveva diritto anche all'assessorato regionale, no? Ora, tra l'altro, parentesi, piccolo fatto di cronaca fresca, un amministratore locale, il sindaco di Palazzolo Acreide, provincia di Siracusa, aveva aderito spontaneamente, insomma, di sua volontà alla Lega in Sicilia. L'altro giorno ha deciso di abbandonare questo percorso, dicendo che secondo lui tutta la provincia di Siracusa non era stata degnamente, diciamo, aiutata, considerando anche la parte dei beni culturali, dell'archeologia e via di seguito, e quindi legittimamente si allontanava dalla Lega. Fatto strano, non gli risponde il cosiddetto segretario regionale, che sarebbe il signor Minardo, ma gli risponde l'assessore in quota Lega del governo Musumeci, in maniera anche piuttosto aggressiva, dicendo: perché non hai trovato una carriera facile, vai in cerca di spazi per affermare te stesso, insomma, buttandola molto sul personale, ma soprattutto non avendone il titolo politico, perché appartenere o no a un partito poi è una cosa che va gestita dai segretari, se non da un'altra persona. E quindi anche un modo un po' anomalo di gestire i problemi interni, ma non è la prima volta, insomma, l'abbiamo visto più di una volta. Ma il punto qual è? Che neanche questo aspetto, cioè della gestione appunto delle controversie locali tra un Igor Gelarda e il partito a Palermo o altre cose del genere, ne avevamo parlato in passato, vengono effettivamente gestite dal contesto regionale per un motivo che sta a monte. È lì l'indiscrezione che mi è stata comunicata, e cioè che in realtà queste figure non sono nate nel partito della Lega muovendosi nel contesto dell'isola, sono nate in virtù di collegamenti privilegiati preesistenti, nati chissà come, con singole relazioni privilegiate con singoli esponenti della Lega al suo centro, che chiaramente è Milano. Cioè, tradotto in termini più semplici, in Sicilia si può sperare di affermarsi localmente all'interno della parte regionale di un partito come questo se vi si rappresenta una delle correnti che quello stesso partito ha nelle sue zone d'origine. Quindi c'è l'amico rappresentante di Giorgetti, siciliano, l'amico rappresentante di Maroni, e via così. Quindi perfino in questo cosiddetto o pseudo o idea di insomma, questa apparenza di pluralismo, in realtà è un pluralismo di importazione, perché non è nato localmente dalla normale divergenza di anche competizione tra territori, no, è totalmente legato a questo fatto, per cui per esempio Gelarda ha ottenuto lo spazio che ha avuto fino alle ultime amministrative, quando poi è crollato sulla mancanza di voti, in virtù di una relazione specifica nata nel campo del sindacato di polizia, di cui è componente, e quindi tra l'altro non deve neanche andare a rischiare la pelle con le volanti, insomma, se ne sta bello tranquillo in ufficio, con appunto un rapporto privilegiato con un rappresentante del sindacato di polizia della Lega, che è l'emiliano romagnolo Tonelli, attualmente credo ancora deputato in Parlamento. E quindi questo modello organizzativo, Salvatore, è particolarmente singolare, no? Perché in realtà bisogna sostanzialmente, se uno vuole seguire queste regole, mettiamo il caso, deve andare a Milano,
stare là e vedere un po' che cosa gira nella segreteria, quali sono i gruppi e i gruppetti che stanno là, affiliarsi in qualche modo ad una di queste correnti e farsi rimandare, diciamo, nelle terre d'origine con questa sorta di investitura specifica che è stata creata a monte. Ora, se le cose stanno così, non solo per la Lega, probabilmente anche per realtà emergenti, nuove, come il partito di Paragone, non so, ma anche come questa Ancora Italia, eccetera, non so tu, ma io ho l'impressione che non si possa partire con queste premesse, a meno che non si avranno poi, logicamente, delle persone che non sono altro che il prodotto di questa formula. Quindi, tra l'altro, se la loro stella a Milano si spegne, si spengono pure loro in maniera inevitabile, ma comunque destituiscono ancora più sostanzialmente quell'idea che il cittadino siciliano possa rivolgersi a qualcuno di costoro per delegare la propria rappresentanza. No, non credo che sia possibile. E questo lo dico, può sembrare che vada incontro alle tue perplessità, in parte lo è, perché io non è che sono qui a fare l'ottimista d'ufficio, però dico, andare alle prossime votazioni con queste potenzialità rispetto al discorso di un partito democratico che appunto lo dichiara palesemente, anche come Renzi stesso, la dipendenza esterna del paese, no? Cioè c'è chi lo dichiara espressamente e quindi vabbè, ne riconosci la sincerità, e chi invece parla di sovranità e poi di fatto ragiona in questa maniera per cui il cittadino non conta nulla. Ecco, su questo non posso certo chiedere a te una soluzione per ridare un po' di senso all'appuntamento elettorale che eventualmente ci chiamerà. Anch'io faccio un po' di fatica. Siamo sempre alle solite. Cioè, tu hai parlato e hai dato esempi di vassallaggio e poi alla fine, se dovessero arrivare nella sala dei bottoni, diventano viceré di altre realtà. Certo. È ovvio che i viceré fanno gli interessi del re. Se il re, parliamo della Sicilia, il vicereame in Sicilia, il re era in Spagna, è chiaro che i viceré, tutte le tasse, la maggior parte dei tributi, del grano, eccetera, andava in Spagna, o per motivi di ordine militare, non lo so, per formare i reggimenti, le forze armate, o per sostenerle, eccetera. E quindi siamo sempre lì cioè, l'altro giorno qualcuno si lamentava sul fatto che per la siccità, qualcuno siciliano, che subito lì hanno fatto in 10 minuti lo stato d'emergenza, eccetera. E lo scrivevo, ma santi cristiani, noi ci lamentiamo, però arrivato a un certo punto, lì sopra, chi li ha votati? I loro rappresentanti, i lombardi, i veneti, gli emiliani, i liguri, eccetera, eccetera. Anche il peggiore di questi rappresentanti eletti comunque va a fare un minimo di interessi di quelle zone. Noi abbiamo eletto i nostri rappresentanti che si vendono, ma allora di che cosa ci dobbiamo lamentare? Appunto, purtroppo bisogna guardare anche le cose come stanno. Io utilizzo questo piccolo spazio che bene o male un po' di eco ce l'ha, perché altrimenti mi dispiacerebbe a parte se qualcuno ancora cade nell'inganno di una illusione di avere voce in capitolo grazie a Tizio o Caio, che invece appunto sono tutt'altro che rappresentativi, ma anche per porre il problema, anche per smascherare un po' chi cerca ancora di spacciare queste modalità. Purtroppo non ho avuto modo di interloquire direttamente con l'avvocato Sparti, però in tutte le sedi possibili una frasetta gliel'ho buttata dicendo: ma dalla Sicilia giorno 16 sale qualcuno, buttata, e uno dice: ma per come? Certo, non potrebbe essere diversamente, ma
sarà, se lo dite voi, cioè almeno il far sentire che questa cosa non è normale, non lo è per nulla. E se non viene dall'alto una indicazione diversa, appunto di dire: signori, tu sei il rappresentante di questo, del nostro partito in quella zona, lavora, porta i risultati, portami i tesserati, dove sono i circoli, insomma, se deve crescere questa realtà ci vogliono i numeri. Non hanno interesse a farlo appunto al centro, allora abbiamo interesse noi. Cioè noi dobbiamo far sentire questo fatto, che se volete che siamo cittadini che si sentano tali, anche parzialmente, dovete darci la modalità, gli strumenti per esercitare questo ruolo, perché altrimenti non lo saremo. E torno a dire, una democrazia alla quale non crede più nessuno non funziona neanche per svolgere questo suo ruolo eventualmente di specchietto per le allodole. Uno specchietto per le allodole un po' di luce la deve fare come specchietto, perché se è opaco è un pezzo di cartone, le allodole non ci cascano, voglio dire, no? Allora, anche per una manutenzione minima dell'illusione democratica, perché se no questa illusione proprio è ai minimi termini, questo intendo dire. E quindi lo faccio notare dove è possibile, e non mi si dica che sono occasioni perse, questa, le prossime regionali e compagnia bella, perché saranno tutte perse nella misura in cui non ci si arriva con qualche punto fermo. Non potranno illudere noi stessi di appunto lasciarci con una prospettiva in più, con una possibilità in più. Volevo tornare a un altro punto della nostra attualità, perché si è detto che il governo nazionale appunto adesso è indispensabile, siamo in mezzo al guado per gli obblighi soprattutto e la parte che riguarda gli affari finanziari, insomma la gestione di questi famosi prestiti condizionali e via di seguito. Ma ricordiamoci pure che c'è anche un altro aspetto che è stato profondamente al centro delle politiche del governo italiano, cioè tutta la questione pandemica, le restrizioni, le prescrizioni, i divieti e compagnia bella. Ecco, adesso mi pare che si trovi in una situazione un po' schizofrenica per certi versi, che le difficoltà interne ad un esecutivo, a una maggioranza, magari, che ne so, sto sognando, insomma, la sostituzione di un ministro della salute, queste cose impensabili, potrebbe ancor più portare a delle difficoltà della definizione di una linea rigorosa, in un certo senso, perché da una parte sembra che non ci siano fattori che inducono a una riflessione e a farsi due domande, per cui si dice stiamo valutando adesso la quarta dose, raccomandiamo agli ultra sessantenni, ora rimettiamo in funzione gli hub, perché è quello che si deve fare, così come tutto quello che è stato fatto fino ad oggi era quello che si doveva fare, quindi con una autoreferenzialità totalmente certa. Dall'altra parte però, a contrastare questa autoreferenzialità ci sono fattori che poi vengono a livello internazionale, vengono ormai dichiarati esplicitamente. Io sento tutti i giorni, da qua e da là, gente che chiede scusa, medici che chiedono scusa ai pazienti, istituzioni che dicono no, però quella cosa, la vaccinazione dei bambini non era una buona idea. Però sì, potrebbe essere che tutta sta gente che sta schiattando in giro così, non si sa bene per quali motivi, a ciel sereno, può essere che forse dovevamo fare qualche controllo prima di vaccinarli, così, e però non li abbiamo fatti. Oggi stesso si dice, c'era, non mi ricordo chi, a Brignani, uno di questi qua, che diceva sì no, la quarta dose la devono fare tutti, io no, però perché io c'ho gli anticorpi alti. Mi fa piacere per lui se c'ha gli anticorpi alti, intendiamoci, ma come fa a sapere che c'ha gli anticorpi alti? Avrà fatto qualche esame, no?
ovviamente. Bon. Serologico. Perfetto. Allora, perché questo esame preventivo, prima di portarci tutti quanti al lab coi pupazzetti e i palloncini, come se fosse la festa di compleanno dal McDonald's, non mi dici fatevi l'esame sierologico? E vabbè, è un esame non invasivo, non è qualche cosa che mette in discussione la salute. Vediamo un po' come stanno sti cazzo di anticorpi che ci avete e valutiamo chi sì, chi no. No, questa cosa non si può fare. No, perché poi chi lo dice che la valutazione non sia che ti sei messo d'accordo col medico, che ne so, che sotto banco perché vuoi avere l'esenzione, perché ci hanno messo sopra tutta la storia del Green Pass e del posto di lavoro, quindi l'hanno talmente sovraccaricato di valori aggiunti di interesse materiale che è come il falso invalido, diventa poi, no? Come il truffatore del reddito di cittadinanza. Ma tutto ciò che cosa c'entrava con un discorso prettamente sanitario? Nulla. È che è stato talmente sovraccaricato di altre cose che a quel punto, certo, la tentazione della truffa, della malversazione con coinvolgimenti a delinquere aumenta, ma tutto ciò l'ha creato l'istituzione stessa su questa base dello specifico problema vacciniamo o non vacciniamo le persone. Quindi mi sembra un po' una sorta di anche lì momento di estrema contraddizione, che però cammina sulla testa di persone che dopo 2 anni e mezzo a livello statistico, dico, poi ciascuno la penserà come vuole, però statisticamente sono sempre di più quelli che fanno fatica a allinearsi tranquillamente alla ufficialità, perché non hanno manco più capito qual è. Anche volendo, ha ragione il ministero. Sì, e che dice il ministero? Però ha ragione, perché appunto questo è il campo. E tra l'altro, ultimo aspetto che consegno alla tua riflessione, Salvatore, il rischio che ne vada di mezzo sul lungo periodo. Tu parli sempre di cultura. La cultura è anche un qualcosa che non si fa dall'oggi al domani, e la cultura della salute, la cultura della scienza, la cultura della medicina umana può anche riceverne talmente tante ingiurie negli occhi dal punto di vista di ciascuno di noi, che ci rivolgiamo poi allo stregone, ci abbiamo appeso nell'automobile quella specie di coso là, la chiappasogni, che è una specie di amuleto pelle rossa, non so che caspita sono, con tutte le piume. Si può instaurare una deriva che individualmente a te fa piacere la medicina ayurvedica, a me quella alternativa cinese, ma comunque ognuno scappa da qualche parte e si crea il suo rapporto costruito così, con pezzi vari, con la salute, col corpo eccetera, in maniera centrifuga rispetto all'ufficialità medica, che rimane una cosa alla fine per pochi, diciamo così. Questo credo che sia un danno di lungo periodo molto più grave, che poi per ripararlo ce ne vuole, per riportare le persone a fidarsi della medicina, insomma. Come vedi il momento presente? Noti anche tu questa confusione, queste prospettive poco chiare e questo rischio che ciascuno si faccia la medicina fai da te? Magari che si facciano la medicina fai da te potrebbe capitare, ma non so in che misura. Certo, di fatto il mondo del medico, diciamo, della scienza ha un pochettino perso di credibilità, perché si è piegato un pochettino a quelli che erano i dettami più politici che scientifici. Tant'è vero che molta gente adesso con la 4ª dose non penso che siano propensi a, anche perché proponendo un'altra 4ª dose così palesemente stai facendo capire che non lo sapete nemmeno voi quello che bisogna fare. È inutile che lo vestite di variante, eccetera. Del resto,
Del resto, mi sembra che era stato Montagnier oppure qualche altro scienziato che aveva detto che in corso di una pandemia è la cosa più sbagliata vaccinare, perché proprio quando tu cambi l'ambiente è chiaro che l'organismo cerca una via per adattarsi, cioè soccomberanno gli individui che non hanno quelle piccole variazioni genetiche che ti permettono di resistere a quell'ambiente, mentre invece chi ha quelle piccole varianti genetiche che gli permettono di esistere evolve. Questo è Darwin in poche parole, no? Che è applicabile dal virus all'elefante, alla balena. Quindi sicuramente la scienza deve ritornare a fare scienza e non bisogna demonizzare chi la vede in un modo diverso, anche perché se c'è stato uno sviluppo scientifico, tecnologico, è anche perché grazie a chi è che ha visto le cose un pochettino diversamente, perché altrimenti noi saremmo fermi al sistema tolemaico, non ci sarebbe stato la scoperta dei calcoli infinitesimali per le leggi appunto della gravitazione universale, non ci sarebbe stato il vaccino di Pasteur. Anche i vaccini sono un prodotto della ricerca scientifica, andando anche contro a quello che è il dogma di quel momento. La storia scientifica è piena di questi casi di lotte fra l'ordine costituito scientifico e chi invece è l'eretico, che poi magari risulta che ha ragione. Io porto un esempio: Kekulé è il chimico lo scienziato più che chimico, che ha scoperto il legame aromatico, cioè ciclico, degli idrocarburi, eccetera. Bene, questo qua fu bocciato agli esami di chimica, dicendogli il professore che era negato per la chimica. Dando questo ha scoperto un meccanismo che adesso è alla base delle ricerche scientifiche dei prodotti aromatici, come si suol dire. Quindi non bisogna mai demonizzare. Se ci sono stati medici che in un primo momento sono stati trattati come eroi perché magari mettendosi le buste della spazzatura come isolanti, andare a visitare i propri pazienti a casa e poi demonizzarli perché le cure domiciliari non vanno bene, e questo mi sembra che a questo punto effettivamente si palesa un interesse che non ha niente a che vedere con la scienza. Chiaro, no, mi hai fatto venire in mente un aspetto che riguarda, se vogliamo, tutti noi, soprattutto i più giovani che magari stanno iniziando degli studi, no? Tu vieni da studi tecnici più di me, e quindi questo problema lo hai constatato in maniera maggiore, e cioè il rapporto tra credenza comune, diciamo senso comune, e dato scientifico. Io mi ricordo appunto che, per esempio, per spiegare le leggi di Newton o queste altre cose che appunto non appartengono all'intuito, appartengono alla codificazione sperimentale, si facevano degli esempi: la persona che sta dentro al treno, no? Che il treno si muove, tu stai lì, salti nello stesso posto e arrivi nello stesso posto invece di trovarti 100 metri più indietro, per dire, no? Ma perché si fa questo? Perché altrimenti tende il senso comune preesistente a prevalere, a mantenersi lì finché qualcuno non lo smonta e non lo sostituisce con la teoria della fisica, in questo caso, e via di seguito. Per cui questa fase in cui prendi in considerazione anche le formule più false, che però hanno questo radicamento nel nostro pregiudizio, ci deve essere per forza, perché se non le esamini non potrai mai sconfiggerle, tra virgolette, in maniera dialettica, col buonsenso. Raccontava Socrate che riusciva a far risolvere il teorema, un teorema di geometria, ad un giovane schiavo totalmente a digiuno di insegnamenti di questo tipo, dialogando con lui, dicendo:
immagina questa linea, gliene costruisci un'altra sopra, poi quell'altra, come va a finire? E con questo procedimento perfino quella persona non dotata, insomma, arrivava alla soluzione. Ora, a me sembra che ci si sia sclerotizzati proprio in questo aspetto, nella disponibilità che, come ho detto, nel campo del libero confronto è molto importante, ma nel campo della scuola è fondamentale, perché se no sarebbe come se il professore arrivasse in classe dicendo: cara massa di beduini, qualunque cosa voi portiate nella vostra mente qui al posto sono tutta una serie di fregnacce, mo io tolgo la scheda e metto un'altra scheda nel vostro piccolo cervello e basta più, ho risolto, ho fatto il mio compito, non mi sono confrontato con i vostri pensieri perché tanto sicuramente erano sbagliati, perché siete dei terrapiattisti, dei complottisti e via di seguito, dalla nascita diciamo. Ma io non credo che questo sarebbe stato un buon modo per fare il professore, anzi mi ricordo in questo un esempio proprio di una classe interessante in cui un professore faceva delle cose, poi chiedeva a ciascuno studente di scrivere ciò che aveva visto in quel momento del comportamento del professore, poi andando a leggere tutti questi resoconti a cui gli allievi avevano assistito venivano fuori cose diverse. Dice: come? La scena è stata unica, gli spettatori tanti, l'esperienza percepita purtroppo si è divisa e differenziata in ciascun osservatore. E allora vuol dire che le persone funzionano così. Vai a confrontarti con queste differenze, vedi un po' perché, in che misura, voglio dire, chi ha visto il cielo a pallini, chi lo ha visto con gli elefanti che volavano, insomma è un dato appunto di sereno e disponibile confrontarsi con una realtà umana, dalla quale mi sembra che invece ci stiamo distanziando con questa rigidità dell'intolleranza che secondo me nasconde solo fragilità, perché se tutto ti dà fastidio, come c'era un addetto, uno specialista di previsioni del tempo, un certo Mercalli, l'altro giorno in televisione qualcuno ha detto: ma sto cambiamento climatico, non lo so, magari non è necessariamente collegato a comportamenti umani, cosa che tra l'altro pure qualche premio Nobel sta dicendo, e questo si è alzato e se n'è andato. Cioè, come se gli avessero bestemmiato qualche sacro numero. No, non si fa così. Se ci sono delle tesi di vario genere per cui dicono che periodicamente nella storia del clima del mondo succedono questi periodi, anche quando l'uomo non esisteva e quindi non potevi dargli la colpa della CO2 o che ci facciamo troppe docce, ci devi stare, no? Che ti alzi e te ne vai. E se eri più forte, che facevi? Chiamavi la polizia scientifica per far arrestare il tuo avversario? Cioè, così si deve fare? Si deve arrivare al regime monocratico del Ministero della Verità? Ma purtroppo c'è quest'altra, diciamo, cosa da cavalcare sui cambiamenti climatici, l'inquinamento, eccetera. Allora, come dicevi tu, nelle varie ere geologiche della Terra più volte c'è stato un cambiamento climatico. Ricordiamo che ci sono state le ere glaciali e poi ritornare, cioè dove c'era il ghiaccio poi è ritornato il caldo, se non addirittura il deserto, eccetera. E questo dipende da vari fattori, ma principalmente dalla dinamica dell'energia solare che investe il pianeta, e dipende anche dal fatto che in questi milioni di anni che esiste questo sassolino che gira nello spazio, il suo asse nel tempo abbia subito anche delle piccole variazioni. C'è un modo di precressione, come si suol dire. Quindi voglio dire, ci sarà anche un contributo enorme da parte delle attività dell'uomo, però è risaputo, almeno io
Cioè, è risaputo che fra 5 milioni di anni, è stimato, il Sole non ci dovrebbe essere più. Il Sole è una stella nana e studiando la stella, diciamo che la parte esterna, detta corona, quando si avvicina all'estinzione, quindi perdendo un pochettino di gravità, questa atmosfera, questa corona un pochettino si espande e man mano investe, quindi si avvicina, cioè diminuisce la distanza fra questa corona con il suo calore, le sue onde energetiche, eccetera, con i pianeti che si trovano. E quindi questo cosa comporta? Comporta un aumento di calore dell'atmosfera. Poi sì, senz'altro i comportamenti dell'uomo non è che sono certo abbiamo troppo cemento, troppo asfalto, abbiamo abbattuto la vegetazione, quindi ci sono molte isole di calore. La vegetazione fa il suo lavoro, cioè quello là di eliminare parte dell'anidride carbonica e quindi emettere ossigeno, ma anche della mitigazione delle temperature, la ripresa della evapotranspirazione e quindi magari di rimettere in circolo l'acqua, diciamo, queste cose qua. Quindi sì, sicuramente noi abbiamo dato una manina, però non sono d'accordo per chi dice che non è soltanto solo questione di prodotti antropici. Insomma, credo che da questa fase un po' isterica di cani da guardia, appunto, dell'ufficialità che reagiscono sempre in maniera scomposta a qualsiasi tentativo anche di farsi due domande, dovremmo uscire, perché non ci guadagna nessuno, secondo me, e anzi possibilmente viene ad esserci una sorta di divorzio, come dicevo prima, dice voi siete così rigidi eccetera, e io mi faccio la mia medicina e io mi faccio anche la mia fisica, già che sentivo proprio attualmente che appunto grazie alla libera circolazione nella rete di materiali che non passano dall'approvazione del signor Piero Angela, per esempio, o di altri come lui, che una volta o passavi da lui oppure niente, voglio dire, non avevi altro accesso, hanno fatto dei video esplicativi per contestare l'esistenza della forza di gravità, che insomma è un'altra di quelle cose che molti di noi danno per acquisita. Insomma, nessuno si metterebbe a dire che la forza di gravità non esiste, ma questi esperimenti utilizzavano lo strumento della differente densità, cioè spiegavano quello che viene chiamato effetto della forza di gravità semplicemente con differenze di densità, per cui il palloncino pieno di un gas meno denso dell'aria vola. Prendendo dei liquidi, c'era un esempio di ecco, magari poi se trovo il video lo collego qua, prendevano dell'acqua, ci mettevano dentro varie concentrazioni di sale, quest'acqua veniva colorata con colori diversi e poi in un nuovo contenitore veniva messa prima quella con più sale, quindi con maggiore pesantezza per la presenza di questi ioni in soluzione, blu tipo. Poi col contagocce gli veniva messa sopra quella rossa un po' meno densa e faceva uno strato per i fatti suoi, no? Non si andava a miscelare con quella di sotto. E sopra via via fino a quella che praticamente era senza sale, insomma, l'acqua più leggera di tutte. E tutto ciò avrebbe dovuto dimostrare che un'acqua reggeva un'altra acqua e quell'altra non andava giù, e quindi è come se non avesse forza di gravità, mentre era soltanto un problema di densità relativa. Ora, io appunto non ho fatto studi tecnici, quindi mi fermo alla semplice constatazione di ciò che viene mostrato. Però se ci si mettesse con buona volontà, insomma, e sapienza in questo campo, anche a prendere in considerazione queste forme di critica o di alternativa alla visione scientifica, io ascolterei volentieri, perché se mi rispiegano da capo sta forza di gravità, sicuramente è un fatto positivo, insomma. Altrimenti rimarrò con l'idea che no, effettivamente è così, la forza di gravità non esiste, c'è la densità,
Però siccome ci sono gli interessi, no? Dei soliti poteri forti, allora non si parla dell'argomento perché non conviene, e quindi il complottismo. Ma il complottismo da dove nasce? Dall'affrontare le questioni o dal non affrontarle? Penso più che sia il secondo caso. Però questo discorso delle densità è come se aumentando la concentrazione salina, quindi non hai più acqua, è un complesso, diciamo, solvente, soluto, e più ne metti fino a un certo punto, perché poi quella quantità di solvente, in questo caso l'acqua, può disciogliere una certa quantità di soluto, perché raggiunta, diciamo, la saturazione, se tu continui a buttare zucchero o sale, si deposita sul fondo, perché non ci sono più particelle di solvente per inglobare, diciamo, per dirlo terra-terra, per scioglierlo. Quindi se tu hai una soluzione ipersalina, cioè con molto sale, e poi sopra ce ne metti una che ha meno quantità di sale, è come se tu su un pilastro metti un qualcosa. Però deve durare un po' di più, perché se questa soluzione ha meno soluto e quindi c'è una maggiore quantità di solvente lasciata libera, a contatto con quest'altra soluzione, Se la prende. se la prende, perché in natura si tende sempre a un equilibrio. Quindi è come dire che non esiste la forza di gravità perché un palazzo sta all'impiedi. Però voglio dire, se gli dai i pilastri, questo palazzo viene giù. Ora, ci sarà anche una questione di densità, ma per altri motivi, dal punto di vista geologico. Ma la forza di gravità, infatti, è la forza universale di gravità, quella che è scoperta da Newton, no? Implica l'universo nel suo genere. Il fatto che la Luna non precipita sulla Terra, perché se non girasse, se non ci fosse questa rotazione che in qualche modo equilibra la forza di attrazione, precipiterebbe sulla Terra, e se la Terra, con tutti gli altri pianeti, non girasse attorno al Sole, essendo che il Sole ha una massa maggiore, inevitabilmente cadrebbe lì. Questa è una cosa che diciamo governa l'universo. Le scoperte di Newton rientrano nella meccanica classica, però poi studi ulteriori hanno portato alla fisica quantistica, ad altre forme di analisi dei fenomeni, però che comunque convergono nella stessa formula, nello stesso principio. La luce era prima, diciamo, si credeva che fosse di natura solo elettromagnetica, e invece De Broglie scoprì che non era solo di forma, diciamo, elettromagnetica, ma anche corpuscolare, con il famoso fotone, eccetera. Potremmo fare belle discussioni, vabbè, lasciamo stare. No, io credo che invece sono cose che debbano, così come alle medie si insegna la famosa educazione tecnica, e quella un pochino l'ho fatta anch'io, devo dire. Poi purtroppo per le vicende della vita molti di noi abbandonano il settore scientifico e via di seguito, però credo che invece come abitanti della Terra siamo sempre coinvolti, insomma, dagli stessi fenomeni. Anche se non sei un ingegnere il ponte lo fa, noi ci camminiamo sopra, ma insomma sapere qualcosina non è che fa male di come si regge in piedi. Ecco, quindi per questo mi piace. E poi del resto sono cose che hanno anche molto successo, molta attenzione. Però come dico io sempre, è bello ed è buono sapere i principi scientifici, tecnologici, però è anche utile sapere di Socrate, Platone, Aristotele, Pitagora, Archimede, eccetera.
Vogliamo concludere con una citazione di pari livello. Dobbiamo ricordare nel pantheon dei pensatori anche Diogene, che era stato anche uno dei più singolari del suo tempo, insomma, tra l'altro allievo non a caso allievo del miglior allievo di Socrate, Antistene, padre della scuola dei cinici, il quale, visitato una volta dal grande Alessandro Magno, mentre se ne stava sdraiato su una scala di Atene, lì, perché faceva un po' il barbone, partiamoci chiaro, alzò lo sguardo e gli disse: se ti levi un attimo, io avevo il sole davanti e tu mi stai dando fastidio. Quindi dico, sicuramente la filosofia rafforza il nostro anche senso e autopercezione di cosa abbiamo e di ciò che ci manca in fondo. E tra l'altro pare che lo stesso Alessandro Magno, invece di farlo appendere per i piedi lì sul posto, abbia reagito dicendo: se non fossi Alessandro Magno vorrei essere Diogene. E quindi insomma si era reso conto anche lui che c'era una certa forza d'animo in questo bizzarro personaggio. E meno male che l'ha capito. Meno male che l'ha capito, anche perché ha avuto poco tempo, poverino, nella sua giovane ed eroica vita. Un'ultima questione che ci portiamo sempre dietro, anche se ultimamente le cronache l'hanno un po' messa in sordina perché avevamo anche i nostri problemi locali, insomma Totti, Hillary, insomma siamo tutti un po' col patema d'animo, questa ragazza che se n'è andata in Tanzania in mezzo alle belve, siamo preoccupati obiettivamente. Con i figli poi, si è portata pure i figli, non so per quale motivo, e intanto il pupone che fa cose, insomma, c'ha nuove fidanzate, ma appunto questi importantissimi temi di nostra pertinenza nazionale hanno messo un po' da parte le questioni di politica estera, ma noi siamo testardi e invece torniamo al vero campo di battaglia, insomma. Che sensazione hai questa settimana? Ha portato a cambiamenti di fronte, qualche situazione, oppure questa guerra sta andando in una fase di morte naturale, non lo so come dire, eppure gli eserciti ancora stanno là, la gente spara. Il discorso è che l'informazione nostrana non ha più, perché non ha più da cosa dire. Adesso sì, è stato colpito le università a Nicolai, là, a Nicolai, così, però voglio dire, non c'è più quel pressing dell'informazione. Evidentemente qualcosa è andato storto, non è come si aspettavano. Certo, sicuramente gli eserciti sono là, la Russia piano piano avanza, si va rosicchiando parte del territorio e niente. Non saprei nemmeno cosa dire perché in effetti mancano le informazioni. Già mancavano, erano solo di parte, però voglio dire, se vai a guardare qualche carta di Limes, eccetera, tu vedi come se fosse la stessa situazione di 2 mesi fa, e quindi non ti rendi nemmeno conto di cosa stia succedendo. Zelensky dice che i russi hanno paura del suo esercito. Che ti devo dire? Però quell'immagine che mi hai trasmesso, che si vedeva i feriti, il sangue, o te l'ho mandata io? E questo, ti dicevo, hai visto cosa succede effettivamente quando uno viene colpito? Ci sono le pozze di sangue, quindi come fai tu a far vedere un cadavere e non esserci il sangue, anche se è dopo qualche giorno, ma ci deve rimanere l'alone, e tante volte poi uno si lascia perplesso per dire, ma in effetti allora che sono stati creati ad
opportunamente queste scene, queste cose. Quindi siamo qui che non sappiamo che cosa. Certo, Biden, cioè l'America ha detto a tutti i suoi cittadini di abbandonare, se non subito, ma all'istante, l'Ucraina, con mezzi civili, insomma, sicuri. E questo non lo so per quale motivo. Perché stanno vincendo. Ah, ecco. O l'intelligence ha effettivamente sentore, cioè sa qualcosa che si sta per. Bene, siamo arrivati al termine anche per questa puntata e vediamo nella settimana entrante quali novità potranno essere oggetto della nostra attenzione e soprattutto anche della vostra come spettatori. Comunque vi ringraziamo per averci seguito anche in questa occasione. Vi invitiamo a iscrivervi al canale Qui Sicilia e anche al canale Telegram che trovate in descrizione di questo video per le notizie che durante i giorni possono essere condivise attraverso questo spazio. Ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Alla prossima.